In Veneto la cultura partecipativa è insita nella cultura locale. Ecco, noi siamo grandi lavoratori, un po' tutti quanti nel nord-est, e abbiamo sempre partecipato alle imprese con grande senso di responsabilità che abbiamo ereditato dai nostri avi. Per cui noi crediamo che proprio in Veneto debba nascere un laboratorio che sperimenti una nuova partecipazione tra impresa e lavoratore. Mettere al centro la persona attraverso la valorizzazione sociale del lavoro. Per sostenere la ripresa economica, il sindacato CIS propone una rivoluzione dal basso, con una petizione per favorire la partecipazione gestionale, finanziaria e organizzativa dei lavoratori nelle imprese. Per 6 mesi raccoglieremo le firme per una proposta di legge popolare che permetta ai lavoratori di partecipare alla gestione dell'impresa. Partecipare vuol dire a diversi livelli, vogliamo una legislazione di sostegno che permetta di fare questo. Oggi in Italia siamo indietro rispetto a Francia e Germania. L'obiettivo è dare piena attuazione all'articolo 46 della Costituzione, non con imposizione di una nuova legge, ma valorizzando gli accordi contrattuali esistenti, strumento essenziale per permettere ai dipendenti di essere coinvolti nelle scelte organizzative del lavoro, alla partecipazione degli utili, al capitale dell'azienda, fino all'ingresso dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione e di sorveglianza delle società. La partecipazione è assunzione di responsabilità, la partecipazione vuol dire condividere le eventuali ricchezze che si creano, quando si creano, con tutti i lavoratori, e vuole anche dire però gestire insieme, darsi una mano, perché oggi la competizione è fuori dai confini della fabbrica, dell'ufficio, della struttura commerciale. Oggi la competizione è con il resto del mondo e noi dobbiamo creare coesione sociale nei posti di lavoro, perché questo ci può permettere di essere più competitivi e di creare quella ricchezza necessaria a sostenere il nostro welfare.